pandemia Covid, i contagi, Raffadali è da zona rossa, così ritiene il sindaco Silvio Cuffaro, che ascoltiamo al nostro microfono. Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, lei ritiene che l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento non fornisca dati certi nel merito dei contagiati? Lei ritiene addirittura che a Raffadali incomba una situazione da zona rossa? Io lo penso non solo per Raffadali ma per l'intera provincia, forse l'intera regione si è trovata impreparata a questa nuova ondata, il personale che avevano preso in ausilio, il personale precario in ausilio per il periodo della pandemia è stato licenziato, alcuni hanno avuto l'orario ridotto, quindi non sono in condizione secondo me di far fronte a questa nuova ondata della pandemia. Un dato è certo che tra i numeri che mi comunica il Dipartimento di Prevenzione e i numeri che mi comunicano con nome e cognome, tra l'altro sia laboratori autorizzati sia la farmacia, c'è una discrasia notevole. L'ASP parla di 90, io oggi ero a 250, oggi l'ASP mi parla di 170, io sono a oltre 400. Quindi la situazione è preoccupante. Per non parlare poi che questo numero viene aumentato dal fatto che molti usano i tamponi fai da te, ormai pure i supermercati vendono i tamponi, oltre che le farmacie, per cui chiunque ha un'attività commerciale o artigianale preferisce farsi il tampone fai da te e poi decide se mettersi in isolamento o meno, se comunicarlo o meno, se dare ufficialità alla sua positività o meno. Mi dicono, sono voci di piazza, che i positivi che non lo hanno ufficializzato sono molto di più di quello ufficiale. Se ciò dovesse risultare a verità, la situazione diventa preoccupante perché arriveremo ad avere circa 800-900 cittadini positivi al Covid. Comunque tutte le famiglie hanno un positivo in casa e se io faccio 2 più 2 viene 4, perché visto che Omicron è altamente contagiosa, se c'è un componente della famiglia positivo sicuramente lo contagerà a tutti gli altri componenti, quindi la situazione attualmente è preoccupante, basta vedere le televisioni, la coda delle ambulanze nei pronti soccorsi e questo mette in difficoltà tutti, anche quelli che arrivano al pronto soccorso con altre patologie perché trovano gli ospedali intasati. Vediamo ogni giorno la conversione di reparti in Covid e dopo 2 giorni pieni. Abbiamo le sale rianimatorie quasi tutte piene, quindi la situazione è preoccupante, è inutile sottovalutare il problema, anche perché nonostante gran parte dei cittadini hanno fatto la terza dose, vengono ugualmente contagiati e hanno sintomi. In conclusione, lei rivolge un appello alla comunità di Raffadali e in genere alla comunità agrigentina alla prudenza. Sicuramente l'unica arma che abbiamo noi è quella di salvaguardarci, è quella di mantenere la distanza, di utilizzare le mascherine idonee, le FFP2 o FFP3, visto che l'Omicron non è tanto, le mascherine chirurgiche non sono idonee per questo tipo di variante. La cosa che io dico è mantenere la distanza di sicurezza, che è una cosa secondo me, mantenere 3-4 metri e stiamo sicuramente sicuri che non ne verremo contagiati da questo virus. Igienizzarsi spesso le mani, inizieremo a Raffadali di nuovo a fare la sanificazione in tutti i posti sensibili, i luoghi pubblici, per dare maggiore garanzia. Però se uno uscisse di casa solo per motivi necessari, la situazione secondo me in questa fase particolare potrebbe notevolmente migliorare.